Al Bignasego si stringe la famiglia di Mattia Caruso, il trentenne venditore ambulante ucciso la notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre dalla fidanzata Valentina Boscaro, re confessa del delitto. Gli amici su Facebook si sono mobilitati per organizzare una fiaccolata la sera di venerdì dopo i funerali del giovane, che saranno celebrati nella chiesa di San Giacomo della Mandriola dal Bignasego. Il ritrovo è il Bar da Angela, un luogo molto frequentato da Mattia Caruso con gli amici, alle 20. Poi a piedi si raggiungerà a Piazza dei Donatori di Sangue. Il ricordo di Mattia non si spegnerà mai, hanno scritto gli amici sulla pagina Facebook creata per raccogliere le adesioni. Intanto continuano le indagini, sono attesi i risultati dei rilievi dei carabinieri del RIS sul coltello serramanico utilizzato da Valentina Boscaro per sferrare la pugnalata mortale al cuore. La ragazza sapeva bene che il fidanzato lo teneva all'interno del cruscotto dell'auto, quindi gli inquirenti stanno aspettando anche i tabulati telefonici dei cellulari della coppia per capire se dai messaggi è possibile ricostruire il movente del delitto. Infine, entro 60 giorni dovrebbero arrivare anche i risultati degli esami tossicologici. Dagli arresti domiciliari nella sua abitazione di Montà, intanto Valentina Boscaro si dispera e teme di non riuscire più a vedere la figlia che il giorno del delitto di Mattia Caruso si trovava a Rieti per far visita al papà.